Secondo appuntamento settimanale a cura di Wii Sport sul campionato allievi provinciali. La 10ª giornata ci porta al campo Santa Margherita di Messina per la sfida tra Messina 2006 e Sporting Atene. Padroni di casa a quota 10 punti in classifica, reduci dalla vittoria sul campo dello Sporting Club Messina per 4-2. Ospiti di Mister Creazzo, seconda forza del campionato, reduci dal pareggio per 1-1 con Real Ritiro. 20 punti in classifica, frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Miglior difesa del campionato in coabitazione con la capolista Valdinisi con 14 reti al passivo. Si schiera in campo con Carbonaro, Lopez, Lombardo, Capillo, Bertè, Monteleone, Ficarra, Panarello, Soraci, Catalin e Pino. Molti gli atleti prestati alla formazione giovanissimi di Mister Mangano. A riposo per questa giornata dirige l'incontro il signor Giuseppe Clemente della sezione di Messina, maglia bianca con inserti verdi per lo Sporting Atene, completo vintage blu con inserti giallo-rossi per il Messina 2006. Si scambiano un cenno di intesa qui le due formazioni prima di poter passare a raccontarvi quanto accaduto grazie alle immagini a cura di Ivan Di Bella per Sportme. Un'occhiata al cronometro per il signor Clemente e si può partire. L'Atene attacca da sinistra verso destra, viceversa il Messina 2006 che ha subito una buona occasione dopo pochi secondi con Mazzeo. Fa buona guardia però Carbonaro, che vedremo più avanti, autore di una straordinaria prova. Subito Atene che però si rende pericolosa con Pino che va via sul binario destro, trova un compagno in mezzo. Era riuscito a chiudere dall'altro lato il numero 7 Ficarra, non dando forza però al pallone. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo arriverà il gol del vantaggio dell'Atene. Monteleone infatti calcia verso la porta avversaria e trova la sfortunata deviazione di Mario Roberti. Vantaggio dell'Atene su un'azione convulsa. Caparbio Monteleone a calamitare un pallone vagante. Continua ad attaccare la formazione di Mister Creazzo qui con Pino che vince un duello fisico, entra in aria, sguardo in mezzo, la palla resta lì, allontana come può Costantino, ci prova allora Soraci, trova però un salvataggio sulla linea da parte di un giocatore del Messina 2006, prova a fare tutto da solo, allora Flavius Catalin con questo collo esterno destro dai 25 metri, trova una splendida reazione però di Costantino nell'occasione, coadiuvato dal palo, ancora Pino che sta seminando panico sul binario destro, va via al diretto marcatore e prova a scagliare un potente destro, trova Costantino sulla sua strada, dall'altro lato prova a farsi vedere il Messina 2006 con Siracusa, accompagna il pallone a spegnersi sul fondo Carbonaro che verrà graziato anche grazie all'intervento strepitoso da dietro di Monteleone. Nell'occasione seguente poi Catalin spezzerà in due la difesa avversaria, progressione palla al piede, destro sporco, il campo sicuramente polveroso non ha aiutato nell'occasione. Il baby fenomeno di Mister Creazzo che ci prova ancora con questo tiro a giro al volo, sta mettendo la quinta il classe 2003 quando arriverà il duplice fischio del signor Clemente a sedarlo. Le formazioni vanno a riposo sul risultato di 0-1, decide fin qui l'autogol di Roberti su tiro di Monteleone. Si può tornare in campo col Messina 2006 che gestirà il primo possesso della ripresa. L'Atene continuerà però saldamente ad avere il pallino del gioco in mano, solo qualche scorribanda qui, una buona azione di Mazzeo che si gira ma trova uno splendido intervento di Domenico Carbonaro, classe 2003, che vola a levare le ragnatele sotto il 7 e a negare la gioia del gol al classe 2001 di Mister Suria. Dall'altro lato ha una buona occasione Soraci che scappa via il diretto marcatore Manganaro, prova col diagonale non riuscendo però a imprimere forza al pallone. Ci prova allora su calcio piazzato l'Atene con Catalin che cerca ancora Soraci, riesce a stoppare e a calciare praticamente dal dischetto del rigore, getta alle ortiche una buona occasione. È scatenato però il numero 9 di Mister Creazzo che continua a seminare gli avversari, non trovando però il guizzo finale. Altra occasione sciupata Messina 2006 che allora ci prova dall'altro lato, ma quelle poche volte che riesce a superare l'imponente coppia difensiva dell'Atene trova Carbonaro sulla sua strada. Dall'altro lato Catalin troverà uno splendido riflesso di Costantino, fin qui gli estremi difensori sugli scudi. Anche il suo colpo di Reni è pregevole e merita il rallenti delle nostre videocamere. Arriva il primo cambio con Bertè che lascia spazio a Zingales, anch'esso classe 2003,
in forza alla formazione giovanissimi Mister Mangano, quando Katalin riuscirà finalmente a trovare il gol del raddoppio, apre il compasso e batte Costantino per la seconda volta quest'oggi. E 0-2 Atene, partita in ghiaccio ora per i ragazzi di Mister Creazzo, vittoria che gli permette di restare in scia alla capolista Valdinisi. Dall'altro lato Carbonaro si esibisce ancora in uno splendido intervento, quando arriverà un doppio cambio con Antonino Ficarra che prenderà il posto dell'omonimo Alessandro e restuccia quello di Capillo, quando l'Atene ha una buona azione grazie a questa triangolazione che libera il numero 18 Zingales. La palla resta lì per Patera, che deve solo spingere in porta e fare 3-0 per l'Atene. All'81esimo scorrono i titoli di coda sulla gara, il sigillo finale porta la firma di Patera, quando ci sarà però una buona azione portata avanti da Totaro, mette dentro per Antonuccio, riesce a metterci una pezza però Costantino. Nel finale ancora Domenico Carbonaro fuori dalla propria porta si immola in versione Superman a salvare il risultato. Sarà infatti clean sheet per lui. L'ultimo tentativo del Messina 2006 terminerà sul fondo. Solo il triplice fischio del signor Clemente di Messina a decretare la fine delle controversie. Lo Sporting Atene Messina porta a casa il 3 punti, sale a quota 23 grazie alle reti di Monteleone, Katalin e Patera. Nella prossima sfida ospiteranno i Varietà del Gescal. Faranno visita invece a Real Ritiro i ragazzi del Messina 2006, augurandosi una lieta visione. Allora da Claudio Costanzo resta che ringraziarvi e darvi appuntamento al prossimo servizio.